Sulla via Francigena, scendendo lungo l'Emilia, Fidenza anticipa Parma. Secondo tradizione, il 9 ottobre del 299 fu martirizzato per decapitazione San Donnino, invocato tra Parma e Reggio contro i morsi di cani e serpenti. Nell'urna della cripta del Duomo di Fidenza se ne conservano le spoglie mortali. Immortali sono le sculture di Benedetto Antelami, che tra il XII e il XIII secolo ivi operò e nel contempo nel Duomo di Parma. Ci proponiamo il confronto tra i suoi maggiori incarichi. Fu architetto e scultore itinerante e visse tra il 1150 e il 1230. Il Battistero di Parma sintetizza la sua idea di forma e funzione simbolica. La scelta del marmo rosso veronese accanto al bianco rinvia al sacrificio di Cristo e alla purezza di Maria, soluzione usata dai camandolesi per l'interno del Duomo di Modena. Ciò che maggiormente caratterizza l'architetto è il ritmo, la scansione dei chiaroscuri, dell'associazione di materiale nobile al cotto padano. Spezza così la rigidità romanica con inserti gotici della cultura lombarda e veronese, città da cui fuggì per screzi con il ghibellino Ezzelino da Romano, tiranno di Verona. Iniziamo con il portale maggiore di Fidenza. È un racconto per immagini quello che vediamo. Leggiamo da sinistra. Il protiro, sorretto da 2 leoni stilofori, impegnati a sbranare un drago e una giovenca, sopra le colonne di marmo di Verona ed oltre i capitelli, si dipana tra patriarchi, profeti ed apostoli la storia di San Donnino. Leggiamola. Donnino fugge, lo segue l'aureola, brutto presagio, e poi guerrieri dalle armature ferree di stupenda fattura. Perfetto è il galoppo dei cavalli e la precisione delle teste, con lunghi capelli e scriminatura al centro. Piacenza, rappresentata dalla torre con chiavistello, non gli apre la porta e Donnino riparte, ma i soldati imperiali l'agguantano. Il più zelante, osservate lo sguardo fiero, le ginocchia un po' piegate, l'impugnatura decisa a sferrare il colpo con ampio slancio, lo decapita, ma angeli ne alzano la testa al cielo, lasciando però la barba a terra. Delizioso scherno ai carnefici. La ritroverà, testa e barba, in un'ara, l'afferra e con quella in mano attraversa il torrente Stirone per morire sull'altra sponda, accolto da madre natura. Perché questo martirio? Antelami lo spiega. L'imperatore è Massimiliano, che regge il mondo in mano e non si capacita, stupito nel vedere quanti suoi soldati vengono convertiti da Donnino, e medita una contromisura grattandosi la barba. Antelami è uomo saggio. Vedendo e fissando in bassorilievo i pellegrini carichi di pesi con muli, cani e cavalli, raccomanda prudenza. Non tutti gli abbracci son sinceri e c'è chi ne approfitta. Non sempre è un angelo che li guida. Il Battistero di Parma
a portali le cui lunette narrano l'adorazione dei magi, il giudizio universale e la leggenda di Barbara. All'interno del portale è affrescata la fuga in Egitto. Al retro del giudizio universale, ossia il castigo alla fine dei tempi, corrisponde in bassorilievo la presentazione al Tempio di Maria, di fatto l'inizio del tempo nuovo. Alla leggenda di Barlaam, un personaggio mitico che combatte il demonio nutrendosi di miele, all'interno si vede Davide, suonatore dell'arpicorno, figura di guerriero, spietato seduttore, nonché artista. Vediamoli da vicino. L'adorazione dei magi. Tanta è l'abilità dello scultore nel modellare le figure da sembrare appiccicate al portale. Mirabile il coronamento. Un albero della vita lega la genealogia di Cristo. Maria ha un volto lontano, tipico del gotico gentile. È una donna, immagine della fertilità della Padania. Giuseppe, per una volta, saluta l'angelo senza incertezze. Il bassorilievo sottostante è romanico. I teli, le onde, le vesti ricordano quelle delle lastre tombali imperiali. Anche Erode si gratta la barba. Qualcosa non quadra. Il sogno premonitore, la insistenza di Erodiade e quel ballo sensuale di Salomè, un'altra vittima. Chi pagherà per quel sangue innocente? Erodiade è sua sposa che si batte il petto o Salomè che le si offre? Un'ambigua innocenza simboleggiata da Giglio. Noi stupiamo per la bellezza della tovaglia in lino di marmo. Nel giudizio universale, arcangeli suonano le trombe. Dalle tombe risorgono in nudità donne, uomini, bambini. Si incoraggiano, pregano, cercano di capire cosa stia succedendo. Cristo, Pantocratore, si è lavato le mani, scena mai vista, ed affida alla bilancia retta da angeli sopra di lui il giudizio che sarà letto con sentenza inappellabile. Lui ha fatto ciò che il Padre gli chiese, lo testimoniano la croce e l'asta che lo dissetò con aceto per poi ferirgli il costato. Sulla sinistra Pietro consegna le chiavi, come lo dipingerà Michelangelo nella Cappella Sistina. Infine Barlaam. Tra i rami dell'albero, una quercia a giudicare dai maialini che grufolando se ne nutrono, ignorando il drago, serpente, demonio tentatore, che come sempre si nasconde dentro di noi. Sta infilando una mano nel favo in bucolica serenità, mentre attorno a lui il carro del sole insegue la notte, annunciata da un putto con cornetto. A terra i contadini attendono l'ora del riposo. All'interno della prima lunetta si fugge da Erode sotto un cielo stellato. Un angelo indica la via a Giuseppe che regge al bastone la borraccia d'acqua. Le vivande le portano sul capo, come da sempre in Africa, due giovani serve. La presentazione di Maria, bambina, al Tempio conferma la fisionomia naturalistica dei volti e delle posizioni. I soggetti stanno camminando su un tappeto che sotto i piedi del sacerdote si piega. Raffinato dettaglio, se consideriamo che è in marmo. Nel regno di Davide, dall'espressione malinconica, si suona musica colta, non si danza, e Bezzabea ascolta silenziosa, quasi fosse in un teatro moderno.
All'interno del battistero, Antelami scolpì il ciclo dei mesi, realizzando il suo capolavoro per raffinatezza esecutiva e compassione umana. Gennaio. Un patrizio attende pazientemente che la polenta si cucini e che siano in acquario, lo attesta il servo che versa l'acqua per scongelare la terra. Gesti misurati, semplicità d'abbigliamento. Sotto il segno dei pesci si vanga, il piede spinge la pala con la mano sinistra sul pomello e la destra allineata allo strumento. Lo sforzo deforma il volto del contadino. Marzo. L'ariete sotto la panca accampa pigramente, mentre il pastore richiama gli armenti. Aprile. Anche il toro inizia a gioire, iniziano i giochi e si offrono fiori. Gemelli, fratelli, si corre per i campi galoppando a pelo, la tunica corta si apre al vento. Cancro, ha preso un granchio, uscito in piena pianura, frumento come il mare, frumento da falciare. Un luglio da leone, il caldo, il fieno da raccogliere. Nei campi si lavora 367 giorni all'anno. Un giovane riccioluto è ripreso dal basso in un movimento corretto delle anche. Siamo nel XII secolo. Oggi chi saprebbe far meglio? Agosto. Una vergine coglie un frutto. Una pera, grazie a Dio, e si preparano le botti. Settembre, con la bilancia si pesa l'uva, grappoli pieni d'ambrosia per gli umani. Il tino è pronto sotto la vite, che si sviluppa a spirale. Ottobre, lo scorpione forse è sulla foglia. Non si scompone il contadino, è un mese di passaggio, è sufficiente vestirsi con panni più pesanti. Il Sagittario saetta, è novembre, tempo di raccogliere zucche, rape, i frutti della terra. A sera la schiena sarà dolente, ma il cuore caldo di speranza per il sole nuovo che immancabilmente verrà. D'inverno si va a potare, i rami secchi van tagliati perché l'albero prosperi. Così è il ciclo della vita. Il Capricorno, sotto il segno di Saturno, lo sa, ma non ne capisce la ragione. A Fidenza, tra il portale centrale e quello a destra, un centauro colpisce un cervo, immagine pagana, anticonvenzionale in una chiesa cristiana, o meglio, indizio di una continuità tra la religiosità romana politeista e quella monoteista cattolica. Sopra, pellegrini sulla via Francigena procedono verso Roma. Elegante il passo del bambino e dell'anziano a lui vicino, che ha un piede scalzo ed uno con il calzare allacciato alla caviglia. L'ultima è una donna infagottata. In nicchia il profeta Ezechiele lancia un messaggio: ho visto chiusa la porta del Signore. Ma il racconto continua, cambia la storia. Dalla chiesa esce una processione. La donna è talmente gravida che le si solleva la gonna. Sono in gran numero, il ponte non li regge. Donnino interviene, salvando i travolti che riprendono la liturgia sino al castello. Al di sopra, oltre un fregio di rara raffinatezza, Elia sale in cielo con il suo carro. Ammirevole l'aver scolpito il profeta tra i fori del carro che per salire deve essere leggero. A differenza di Apollo, che reggeva con fermezza le redini dei cavalli del sole, Elia prega. Nel portale di destra ci piacciono 4 figure. Cotal
Raimondinus, per noi uno sconosciuto pellegrino, riposa sul portale di sinistra. Il viaggio sulla via Francigena è stato faticoso, si sa, quel che si lascia a casa partendo, non certo il ladro che si trova. San Daniele ammansisce nell'abbraccio 2 leoni nel capitello della colonna ed il grifone afferra un cervo, volgendo il capo in attesa di istruzioni. Da chi? Dall'antico padrone che lo concepì o dalla Chiesa che lo adottò? San Michele non ha dubbi e sconfigge con il segno della croce il diavolo. Sul lato destro della torre è leggenda. Alessandro Magno, per salire alle stelle, sostituisce ai puledri 2 grifoni e sulla punta della lancia, anziché offrire brandelli di carne, sembra proporre carote. All'esterno dell'abside restano alcune formelle del ciclo dei mesi. Concludiamo con David in nicchia, superbamente scolpito. Potrebbe competere con le statue rinascimentali di Or San Michele a Firenze. Da lui discenderà a Maria, rappresentata sopra di lui nella presentazione al Tempio, un gioiello di oreficeria. Fermiamoci qui. Abbiamo trovato le affinità e le differenze. Le tematiche sono analoghe. Lo stile in entrambi i luoghi si evolve dal gusto gotico dell'Île-de-France al naturalismo, che ha profonde radici nell'arte romana. Da questi semi marmorei la pittura troverà spunto in un crescendo rigoglioso che avrà in giotto la forma armonica tra verosomiglianza e solennità.